frittata di patate, voglio una cosa rivoluzionaria. La volete fare per voi? Aia, piede carta e penna. Tagliatevi le patate fine fine, così. Le patate le ho tagliate, sono circa 1 chilo, 5 uova e noce moscata, un po' di pepe, sale, regolatevi voi, e amido di frumento. Voi se volete potete usare la farina, 100 grammi, parmigiano a sentimento. Nel frattempo che fate il mesca francesca, preparatevi una bella padella antiaderente con un filo d'olio. Tutte le patate nel mesca francesca che abbiamo fatto. Io vi faccio che male. Prendiamo metà delle patate e le mettiamo nella padella. Facciamo il primo strato. Uniamo un po' di scamorza e specca. Sopra versiamo l'altra metà dell'impasto e le patate. Adesso copriamo e facciamo cuocere 20 minuti per lato. È pronta, assaggiamo. Uè, mi raccomando, se la facete pure voi, scrivetemi nei commenti.